elementi dispersivi che spesso distruggeranno i risultati finali. Siamo così contenti d'essere finalmente qui assieme che non ci preoccupiamo neanche di questo. Ci godiamo solamente queste 2 settimane che il destino ci ha regalato. So che non lo posso dare per scontato, neanche per un secondo. Amiamo il colore della gente, il magico mistero di questa città incredibile. Mike continua a ripetermi quanto sia felice di essere qui con me, di avere messo da parte le sue preoccupazioni, anche se solo per 2 settimane. Oh, sai, Benito León. Oh, sai, Benito León. Oh, sai, Benito León. Oh, sai, Benito León. Oh, sai, Yoko. Algunas estadísticas requieren que el índice diario de tolerancia al alcohol se sitúa en 1 gramo por kilogramo de peso, mientras que más de 3 gramos de alcohol por 1 litro de sangre incapacita a las personas para mantenerse débiles. En el caso de las mujeres es importante recalcar que se degradan más rápido que los hombres, tanto física como psíquicamente. Radio Reloj. 11:09 minutos. Camagüey, 3 aprile 1998. Yo no sé qué me está pasando, que no dejo un momento de pensar en ti. Yo no sé qué será de mí si no estoy junto a ti. Alcune volte mi viene chiesto quando terminerò il mio lavoro su Cuba. Spesso non so cosa rispondere, o dico semplicemente che è un work in progress. L'unica cosa certa è che continuerò a lavorare, a vagabondare per l'isola, senza ordine, spinto solamente dall'irrazionalità del mio istinto. Es mejor vivir así, locamente enamorado. Este amor que yo he encontrado, que me hará vivir feliz. Sé que estoy lejos de ti. So solo che voglio seguire fino in fondo il processo storico che attraversa il paese. Voglio vivere e documentare ciò che rimane del periodo speciale, sebbene possa risultare un'impresa difficile e impossibile. Non ho fretta. Da 6 anni mi sono immerso in questa realtà. Poco importa quando ritorno a casa. Mi corazón. La mia vita continua ad intrecciarsi sempre più profondamente con l'isola. Il matrimonio, il figlio che verrà, creeranno un rapporto ancora più intimo con Cuba. Mi sento legato mani e piedi. È una sensazione che provoca in me allo stesso tempo felicità e sgomento. Que me hará vivir feliz. Sé que estoy lejos de ti.
y son buenos. Hay otros que luchan 1 año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht. Bautista, 29 dicembre 1996. Rompo l'incantesimo dell'Havana. In una mattinata uggiosa un autista mi porta in giro per la zona dove cresce il miglior tabacco. I miei occhi seguono la strada. Si perdono fra 1000 particolari della vita nel campo. Chiedo costantemente al mio chauffeur di fermarsi. Scendo, saluto. Chiedo ai contadini se è possibile fare qualche foto. Con la dolcezza delle loro parole assentono, metto a fuoco, inquadro e cerco di ritrarre la dignità, l'umiltà e la saggezza di questi uomini. Superata un'ampia curva, ci troviamo di fronte a un paesaggio di colline lievi, dove i contadini sollevano le loro zappe verso il cielo per poi lasciarle cadere nuovamente ritmicamente. Stanno arando la terra, rimuovono l'erbaccia, preparano il terreno per le piantine di tabacco. Rimango istintivamente dentro la vecchia Chevy. Il mio autista siede silenzioso dietro al volante. La penombra dentro il veicolo disegna la sua silhouette. Sollevo la macchina fotografica e lo inserisco alla sinistra della mia composizione. La massa quasi nera del suo mezzo busto fa da contrappeso al paesaggio leggero, mentre i contadini continuano a smuovere il terreno. Faccio alcuni scatti, cercando di catturare l'alzarsi e l'abbassarsi degli arnesi di lavoro. Scendo nuovamente la macchina mentre loro continuano a pulire la terra con la lentezza di gesti collaudati. Si ves un monte de espuma, es mi verso lo que ves. Mi verso es un monte y es un abanico de plumas. Mi verso al valiente agrada, mi verso breve y sincero, es del vigor del acero con que se funde la espada.